Nota stampa della CGIL di Agrigento per salvare e rilanciare l'università. È stata infatti fissata la data del 4 novembre prossimo da parte del TAR per dirimere il contenzioso tra l'Università di Palermo e il Consorzio Empedoclo Universitario di Agrigento. A comunicare la notizia è il segretario generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi, il quale nella nota stampa afferma come il primo rivendica un credito di oltre 8 milioni di euro, mentre il secondo ne contesta l'importo. Durante la presidenza del dottor Nenè Mangiacavallo si erano create le condizioni per una transazione come premessa per continuare l'ottimo lavoro avviato per il rilancio dell'università. Ovviamente il problema rischia di scaricarsi al solito sulle famiglie. Per questa ragione, spiega Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL di Agrigento, chiediamo uno scatto di orgoglio al governo della regione, ai deputati del centrodestra agrigentino che lo sostengono e a tutta la deputazione regionale di questo territorio, ai soci, alla Camera di Commercio, ai comuni di Agrigento, Raffadali, Aragona, Racalmuto e Bivona, per non consentire ancora una volta di infierire sugli agrigentini e non solo. Chiediamo quindi di arrivare subito a un accordo transattivo, senza il quale, in caso di vittoria dell'Università di Palermo, ci sarebbe il fallimento del consorzio dell'Università Agrigentina, la nomina di un presidente che si possa occupare a tempo pieno della nostra università e continuare l'ottimo lavoro fatto dal Presidente Consiglio di amministrazione. Conclude il rappresentante sindacale della CGIL Buscemi attraverso un approccio strategico che possa attrarre più studenti, migliorare la qualità dell'insegnamento e della ricerca e rafforzare il legame con il territorio e il mondo del lavoro.